Per cui il primo punto del nostro programma è rendere... Con uno scarto di appena 148 preferenze, Fabrizio Ferrandelli la spunta su Rita Borsellino, data per favorita in considerazione del sostegno del segretario del PD Bersani e del resto del centro-sinistra, SEL, IDV, Verdi e Federazione della Sinistra. Invece ecco premiato Ferrandelli. Sarà lui il candidato sindaco di Palermo del centro-sinistra. Per il 31enne bancario, ex Italia dei Valori, 9.945 preferenze. Borsellino si è fermata a 9.787. Più distaccati gli altri candidati: Davide Faraone del Partito Democratico con 7.975 e Antonella Monastra 1.750. Primarie del centro-sinistra a Palermo sotto il segno della partecipazione. Nei gazebo allestiti in città si sono recati quasi 30.000 elettori, 10.000 in più rispetto alle consultazioni di 5 anni fa quando vinse Leoluca Orlando, oltre 800 gli immigrati e un centinaio gli under 18. Hanno vinto i palermitani, le prime parole di Ferrandelli alla notizia del successo. I quartieri popolari ci hanno dato lo sprint finale per la vittoria. I palermitani hanno dimostrato che non si fanno imporre scelte da Roma e che decidono loro da chi e come vogliono essere governati. Amareggiata e delusa del clima che ha preceduto le primarie, Rita Borsellino ha dichiarato: «Ho percepito tanta cattiveria e scorrettezza nei toni, avrei rinunciato se lo avessi saputo». Fabrizio Ferrandelli ha anticipato che adesso chiamerà gli sconfitti e con la loro collaborazione si metterà al lavoro per vincere le elezioni del 6 e 7 maggio e riscattare Palermo dopo 10 anni di cammarata. Ferrandelli è appoggiato da un cartello di 39 movimenti e dal pezzo del PD che fa riferimento al senatore Beppe Lumia, al capogruppo all'Assemblea regionale Antonello Cracolici e all'area innovazioni dell'ex ministro Salvatore Cardinale e del deputato Nino Papania. Ce l'abbiamo fatta, ha vinto la politica e l'antimafia, afferma il senatore Beppe Lumia, mentre Cracolici fa appello all'unità del centro-sinistra. Il coordinatore dell'esecutivo regionale del Partito Democratico, Enzo Napoli, spiega che nonostante l'afflusso considerevole, le primarie si sono svolte regolarmente e se ci sono stati alcuni episodi dubbi sono assolutamente irrilevanti, escludendo qualsiasi tipo di infiltrazione, soprattutto di tipo malavitoso. Politicamente il dato che emerge è la sconfitta del segretario nazionale del PD Bersani, anche a Palermo dopo Genova, e ora si profila una resa dei conti interna al gruppo dirigente siciliano che si è presentato spaccato. Noi abbiamo dato nei limiti in cui potevamo dare.